onorevole, ecco, lei rientra in campo per il Partito Democratico, un'elezione difficile e le ragioni di questa sua candidatura alla luce di quanto è stato anche l'impegno di questi ultimi 5 anni. Ma mi ricandido perché credo che la mia candidatura sia caricata dalla responsabilità di mantenere un'identità di sinistra e popolare del Partito Democratico in provincia di Agrigento. Mi ricandido anche per portare a termine, insieme al mio partito, insieme a Micari, che certamente credo che può diventare presidente di questa regione, perché i dati, diciamo, che vengono forniti sulle previsioni sono falsi e le liste del centro-sinistra sono molto forti in tutte e 9 le province. Mi candido, dicevo, per completare quello che ho iniziato. Io ho iniziato insieme al mio partito un lavoro che ha portato ieri alla consegna da parte dell'assessore Baccè delle Terme di Sciacca. Vorrei che arrivasse fino in fondo la riforma dei consorzi di bonifica, ampliando i comprensori e portando l'acqua in tutti i territori agrigentini. Penso ai 7.000 ettari di terreno di Canicattì, come di Palma di Montechiaro, come di Agrigento e Favara, che senza acqua noi non costruiremo questa grande industria agroalimentare che, grazie agli agricoltori, grazie al PSR che sta iniziando, diciamo, a dare i suoi frutti, anche con una serie di problemi che man mano si vanno risolvendo nei bandi. Mi candido anche per completare un impegno con il mio territorio, diciamo, dove io vivo, ma in realtà vale a dire sul grande tema della viabilità. Io in questi giorni ho polemizzato con il libero consorzio di Agrigento perché nonostante ci siano i soldi non si fanno le gare per la manutenzione delle strade provinciali. Mi candido perché dopo aver fatto approvato la legge per i giovani laureati in scienze motorie vorrei che venisse approvata la legge già approvata in 6ª commissione sui psicologi per una convenzione della psicoterapia per le fasce più deboli e per il psicologo scolastico. Mi candido per rappresentare il bisogno disperato di lavoro che in questa provincia c'è e passa anche dall'attuazione di una norma che ho fatto approvare, l'articolo 8 della legge 8 del 2016 sulle imprese giovani, start-up e incubatori dello sviluppo locale. Mi candido per far sì che il mondo, diciamo, dell'agricoltura abbia il supporto di questi enti che hanno know-how, hanno competenze, sono enti di sviluppo agricolo con i suoi lavoratori e dicevo i consorzi di bonifica. Mi candido per dare attuazione a una norma che ho fatto approvare nel 2013 per rendere il bosco produttivo e far sì che una norma non approvata l'11 d'agosto senza maggiore spese per la regione porti a 365 giorni, porti tutti i lavoratori 78isti, 101isti e 151isti con il risparmio dei pensionamenti ad avere un'attività per tutto l'anno ed essere utilizzati anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio.